Allora, siamo di nuovo con Chiara Bonato, quindi iniziative purtroppo sono state fatte online, però comunque voi sottolineate l'importanza, non riuscite a fare quest'anno informazione insomma, nelle Ma scuole è con i anche ragazzi. formazione, hai ragione Elena. Quella è difficile perché purtroppo i ragazzi, vabbè, è una situazione un po' delicata, però l'importante è che in un modo o nell'altro facciate presente che voi ci siete. Assolutamente sì, e che è veramente, ci tengo a sottolinearlo, quello della memoria è uno veramente dei punti focali dell'azione dello Speech IGL, perché attraverso la memoria evito che la storia continui a ripetersi nello stesso modo. Testimonianze ormai dirette, una volta mi ricordo ne avevate, adesso non ce ne sono quasi più. No, questo è un grosso problema che si sta ponendo anche la comunità ebraica, anche chi per le scuole, per l'istruzione si occupa di questo. È diverso avere il racconto di chi ha vissuto i campi di concentramento. Io ricorderò sempre alcune esperienze nelle scuole con 400 ragazzi ammutoliti e in lacrime. E quindi questa esperienza è un'esperienza forte e che ti segna. Dobbiamo trovare il modo però di continuare a passare la memoria e quindi ci sono studi anche su questo in questo momento, però è importante, come posso dire, usare le parole a questo punto di chi non c'è più. Certo, leggo un attimo un messaggio che è arrivato. Dei 15 milioni di vittime dell'Olocausto il 30% sono ebrei, ma dell'altro 70% non se ne parla o parla pochissimo. La gente ricorda solo Auschwitz, bisognerebbe parlarne di più soprattutto nelle scuole, questo fa riferimento alle scuole. Sì, è vero che quella che è stata l'operazione nazifascista ha coinvolto, al di là degli oppositori politici, ha coinvolto intere comunità, a partire dai Rom, a partire da una buona parte della popolazione russa, ma per arrivare alle persone disabili e agli omosessuali. Che venivano rastrellati così come gli ebrei. Sì, è assolutamente importante ricordarlo a 360 gradi, facendo una differenza naturalmente, un conto, lo so che suona terribile da dire, però la particolarità della Shoah è che non si sono uccise persone perché oppositori politici o perché nemici. In questo senso l'accomunare potrebbe essere accomunato all'eccidio degli armeni quello che è successo durante la Shoah, cioè uccido perché voglio distruggere un'intera etnia. Ed è lo stesso che è successo naturalmente anche agli omosessuali e in parte ai disabili, era la stessa logica che c'era dietro. Un altro messaggio: ci dovrebbe essere un unico giorno della memoria che ricordasse tutti gli orrori fatti dall'uomo verso i suoi simili. Ecco, su questo non sono d'accordo, perché il mettere assieme a tutto vuol dire cancellare tutto. Invece dobbiamo ricordare ogni cosa storicamente, con le fonti storiche, con la memoria, ma mettere tutto in un calderone come se tutto fosse uguale non è giusto, non è corretto, non è così. Chiaro. Allora, adesso io passerei anche nuovamente a Federconsumatori, poi saremo uno dei messaggi relativamente al giorno della memoria, torniamo, poi concluderemo insieme. Allora, Claudia De Marco, rapidamente scorriamo l'opuscolo che voi con lo Speech IGL state diffondendo per i suggerimenti, consigli, perché è vero, tante volte le persone hanno bisogno di avere delle dritte sostanzialmente, quindi vediamo insieme. Cara bolletta, l'abbiamo visto la prima pagina, passiamo alla seconda, vediamo la luce e il gas, eccolo qua, scorriamo, ecco qui. Cosa avete fatto? Cos'è questo? Un grafico che illustra la spesa per l'energia elettrica, Sì, facendo vedere quanto ti dirò, cassa. Sembra un po' futile adesso parlare di bollette dopo l'intervento che va a ricordare il giorno della memoria e la Shoah. Però insomma io credo che dobbiamo vivere nel quotidiano la memoria, al di là delle ricorrenze specifiche, e impegnarci individualmente anche come attraverso la nostra memoria, riflettendo anche sui nostri comportamenti, perché poi
Si parlava prima di indifferenza, ma l'indifferenza è stata molto spesso anche del vicino di casa piuttosto che del maestro, del professore e quant'altro. Tornando però a noi, insomma, e alle bollette, insieme allo SPI, visto che andiamo appunto spesso a tutelare fasce di popolazione simili, quindi normalmente le più fragili, abbiamo deciso di stampare e produrre questa piccola guida con una serie di consigli. La parte che visualizzi tu ci fa capire come è strutturata una bolletta. Noi ricordiamo sempre che fatto 100 una bolletta, oltre la metà dipende da oneri, tasse, come dicevamo prima, e meno della metà invece dipende proprio dal costo della materia prima. E qui vorrei ricordare una cosa importante, ossia che quando vengono fatte offerte, passaggi, proposte per risparmiare con anche roboanti promesse di abbassamento della bolletta, l'unica parte su cui i fornitori possono incidere in realtà è sul costo della materia prima, perché su tutto il resto invece è uguale sia nel mercato libero che in quello tutelato. L'altro elemento di importanza che ci ha spinto a fare questa piccola guida, che non è ovviamente esaustiva, è il fatto che progressivamente dal 2020, fra il 2023 e il 2024 andrà a spegnersi, per così dire, il mercato tutelato. Ecco, infatti adesso andiamo giù con le pagine, un attimo se lo chiedo dalla regia. E questo è un problema grave sotto vari aspetti. Noi siamo sempre stati piuttosto dubbiosi rispetto a questa scelta. Ma al di là delle questioni politiche, mettiamola così, più ampie, c'è il comportamento scorretto che stiamo vedendo ormai da molto tempo, ossia operatori che contattano i consumatori per dirgli che gli verrà staccata la luce, devono assolutamente cambiare contratto. Ora, io ci tengo a precisare che nessuno può staccarvi la luce, che nessuno rimarrà senza luce per il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero e che soprattutto non c'è alcuna fretta, perché la data di fine del mercato tutelato è stata ulteriormente prorogata a gennaio 2024. Quindi non è assolutamente vero che ci sia un obbligo ad oggi di passare al mercato libero. E questo è un elemento importante soprattutto per quelle persone più fragili come gli anziani, che molto spesso sono da soli e sotto questa velata minaccia, anche per paura, vengono spinti ad aprire contratti che non sono assolutamente necessari al momento. Hai dato un messaggio: l'aiuto dello Stato copre solo il 6% del rincaro, pertanto se la mia bolletta che da 50 euro è passata a 100, lo Stato mi aiuta di 3 euro. Matematica, scrive un telespettatore. Sì, allora, gli interventi che ci sono stati hanno cercato di intervenire solo su alcuni elementi, quelli degli oneri e dell'IVA, che incidono però in modo pesante sulla bolletta. Abbiamo avuto però già dei casi allo sportello dove nelle ultime bollette abbiamo registrato degli incrementi ancora più alti rispetto a quelli che ci si potrebbe attendere. E di qui, come dicevo all'inizio, la necessità di una verifica e un monitoraggio sui prezzi, perché il nostro timore è che si avviino delle speculazioni come probabilmente potrebbe accadere. E questo non va bene né in termini di comportamento corretto nei confronti dei consumatori, ma si tratta anche di un modo di sporcare, diciamolo così, il mercato concorrenziale a danno anche degli operatori che invece magari si comportano correttamente. Chiaro. Volevo dire, c'è anche, parlate di bonus energia, forse è meglio sottolinearlo, perché il bonus energia può essere significativo anche per chi ha un disagio fisico e quindi che può essere richiesto a prescindere dall'ISEE e dalle famiglie che hanno dei problemi. Ci sono una serie di bonus sia a livello nazionale che locale. Quelli locali invito tutti insomma ad informarsi anche presso la CGIL.
E poi ci sono dei bonus ad esempio per disagio fisico, oppure per chi ha a casa una persona con macchinari medici energivori. Ci sono tutta una serie di opportunità di cui tener conto. Noi la cosa che consigliamo sempre, e in questo momento va fatta ancora di più, è una consapevolezza del consumatore. Anche qui l'informazione e la consapevolezza sono fondamentali. Chiaro. Quindi la prima cosa da fare quando arriva una bolletta è non metterla sul tavolo e dimenticarsela, ma controllarla, controllare le voci, controllare il contatore, verificare se il consumo corrisponde con quello indicato in bolletta. E soprattutto non essere attendisti. Nel momento in cui ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, rivolgersi a Federconsumatori o a un'altra associazione in modo da poter agire immediatamente, perché se passa troppo tempo poi rischiamo non solo di non poter contestare, ma di perdere anche diritti che sarebbero acquisiti. Un attimo solo, c'è un altro messaggio che era arrivato, vediamo se lo possiamo rimettere in onda. Grazie dalla regia. In questi giorni ricevo mediamente 10 telefonate di gestori che propongono contratti dicendo che con loro si risparmia. Come difendersi dalle truffe? Grazie, scrive Anna. Allora, quello che dicevo prima, alcuni consigli valgono sia se suonano al campanello di casa sia se ci chiamano. Intanto non dare i propri dati, perché noi normalmente non è che andiamo in giro con il nostro bancomat in mano, i nostri dati bancari, però magicamente a volte mi chiedo, quando ci vengono a suonare a casa o al telefono, improvvisamente calano tutti i nostri filtri di difesa e noi tendiamo a dare, sono bravissimi da questo punto di vista, a convincerci a dare tutti i nostri dati. Quindi non dare assolutamente i dati, questo è non importante. dare assolutamente i propri dati, né personali né bancari. E questo come buona regola per tutto, insomma, non solo per allora, io purtroppo devo interrompere perché siamo giunti al termine, il tempo è volato, dovremmo dedicare un'altra puntata perché ce n'è ancora tanta, c'è da scorrere anche i consigli che sono molto importanti, sarebbero da commentare. Stiamo vedendo scorrere adesso in chiusura le sedi di Federconsumatori, le sedi dello SPI-CGIL che trovate a livello territoriale, queste sono quelle provinciali ma poi in ogni territorio ce ne sono, sia per quelle Federconsumatori Veneto, sede regionale a Mestre, poi Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, ma lo stesso invece per quanto riguarda le sedi dello SPI-CGIL che stiamo appunto vedendo. Quindi giustamente dovete chiamare, segnalare qualsiasi problematica sia relativa alla pensione che anche alle proprie bollette, oppure se non riuscite a sostenerle, piuttosto che non pagarle, prima consultate la Federconsumatori in ogni caso. Allora io vi ringrazio entrambe, veramente, mi dispiace che sono così in corsa, però il tempo è volato e avrei voluto domandarvi tante altre cose. Grazie. Quindi grazie mille. A questo punto magari sarà l'occasione per ritrovarsi, per affrontare meglio alcuni di questi temi. Grazie ad entrambe, a voi telespettatori di averci iscritto, partecipato e naturalmente chiamate tanto Federconsumatori quanto lo SPI-CGIL per avere tutte le ulteriori informazioni. Grazie ancora, buon proseguimento.